Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 1 agosto per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Non possiamo non partire da qui, da questo titolo del Gazzettino. Ne parlano tutti, fra poco ci collegheremo con Gemona, dove ieri è stato scoperto l'orrore, la mattanza di Alessandro Venier, ucciso da mamma e compagna. Questo il sospetto iniziale che è diventato nelle ore una certezza. Il Gazzettino proprio ora titola con il crollo di mamma Lorena davanti agli investigatori. Ho ucciso mio figlio Alessandro, ho fatto una cosa mostruosa. In carcere c'è anche la moglie di questo 35enne. Ieri il ritrovamento del cadavere a pezzi in un garage per l'appunto di Gemona, ma ci collegheremo con Gemona, con il collega Omar Costantini. Vi daremo tutti gli aggiornamenti su questo dramma, su questa tragedia familiare, su questa vera e propria mattanza di cui parla tutta Italia. Ma la cronaca è tanta in questo primo giorno di agosto. Ci sono le vicende dell'Albarella, l'isola VIP del Delta, l'isola VIP di Rosolina, con una violenza sessuale. Soltanto nei giorni scorsi vi avevamo dato conto di un'aggressione e ora invece c'è questo ennesimo episodio. Violentata a 17 anni lo scorso 12 luglio, il responsabile è stato identificato dai carabinieri grazie all'acquisizione di filmati di videosorveglianza installati nella zona dove è avvenuta la violenza, l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni e dal riconoscimento fotografico da parte della vittima. Si tratta di un 44enne di Adria, per lui arresti domiciliari e braccialetto elettronico. L'uomo, secondo le indagini degli investigatori, non sarebbe una persona conosciuta alla vittima, quindi i due non si conoscevano, non avevano nessun tipo di rapporto. A comunicare l'arresto nelle scorse ore è stato il procuratore della Repubblica di Rovigo, la dottoressa Manuela Fasolato, che ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Rovigo una misura cautelare degli arresti domiciliari del 44enne, indagato per l'appunto per violenza sessuale aggravata. Così dunque nel cuore del Delta, all'isola dell'Albarella. Allora, vi dico già che oltre a Gemona, oltre alla mattanza di Alessandro, ci occuperemo di degrado in città, andremo a Padova, poi parleremo di Baia e dei cantieri aperti nella montagna bellunese. Oggi c'è un importante sopralluogo, ci collegheremo con Rocca Pietore, ma la vedo pronta da Refrontolo, quindi siamo nella Marca Trevigiana sempre per la cronaca. Parliamo di una grave rapina in casa, in abitazione. Ci sono degli sviluppi, gli autori sarebbero dei soggetti giovanissimi, all'epoca dei fatti addirittura minorenni, ma ci racconta tutto da Refrontolo con Nicoletta Rizzetto la nostra Francesca Bozza. Buongiorno Francesca. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Sì, hai detto bene tu, sono due diciottenni oggi, ma all'epoca dei fatti erano minorenni, due ragazzi che sono stati denunciati dai carabinieri di Treviso perché ritenuti responsabili della rapina in concorso aggravata dall'uso di una pistola accaduto lo scorso 20 marzo in un'abitazione di Refrontolo, una vicenda, e ce l'hanno confermato alcuni residenti, che aveva scosso la comunità per come era accaduta. Tutto si svolge di notte. In casa in quel momento ci sono il figlio di 19 anni e la mamma. Il ragazzo sente dei rumori, scende al primo piano, vede un uomo battere contro la vetrata. Impaurito, terrorizzato, lo fa entrare. È a quel punto che inizia l'incubo. Altre 3 persone entrano in casa, spunta la pistola. Non viene usata violenza contro madre e figlio, ma sotto la minaccia della pistola
I 4 malviventi intimano loro di consegnare il denaro. Alla fine se ne vanno con un bottino di circa 8.000 euro in contanti. Madre e figlio sotto shock, avvertono i carabinieri. A quel punto iniziano subito le indagini che hanno portato proprio nelle ultime ore a identificare 2 dei 4 componenti della banda. Come detto, si tratta di 2 diciottenni, oggi diciottenni, un ragazzo italiano e un ragazzo di origini straniere, che sono stati appunto denunciati in stato di libertà dai militari dell'Arma, ma una vicenda che appunto aveva causato molta preoccupazione, anche perché, ci dicono i residenti, purtroppo negli ultimi mesi gli episodi di furti in casa si stanno moltiplicando, in una sola giornata anche 5 qui in zona, a volte anche con le persone in casa, proprio come era accaduto a questa famiglia. Si tira ora un sospiro di sollievo. Certo è che le forze dell'ordine continuano con il proprio lavoro, continuano con le indagini per risalire agli altri 2 componenti di questa banda. Probabilmente si tratta anche in questo caso di giovanissimi che appunto entrarono in azione lo scorso 20 marzo in piena notte, una notte da incubo che difficilmente questa famiglia riuscirà a dimenticare. Ma certo che l'allarme furti, in questo caso rapine, continua a rimanere molto alto nella Marca trevigiana. Qualche giorno fa a Motta di Livenza, in un'abitazione, i ladri sono entrati mentre la coppia, i padroni di casa, erano al mare. Hanno forzato la cassaforte, portando via, naturalmente dopo aver messo su quadro tutto, ma questo ormai è la prassi in ogni colpo che viene messo a segno in abitazione. Hanno forzato la cassaforte portando via gioielli, anche, e come accade anche in questo caso molto spesso, ricordi di famiglia. Ci raccontano poi di un furto poco distante da qua in casa, con una coppia svegliata in piena notte dalla pila che i ladri hanno puntato contro. Anche in questo caso sono spariti dei contanti. Insomma, un susseguirsi di episodi che non fa altro che far crescere la preoccupazione, l'inquietudine dei residenti, anche là dove dovrebbero sentirsi al sicuro, ovvero nella propria abitazione. Se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto da Refrontolo è tutto. Cristian, ti restituisco la linea. Grazie infinite Francesca Bozza, con Nicoletta Rizzetto da Refrontolo questa sera nel corso dei nostri telegiornali tutti i dettagli. E rimaniamo nella Marca trevigiana, rimaniamo a parlare di rapinatori e di assalti alle farmacie. In questo caso i rapinatori, anche qui giovanissimi, viaggiavano su una moto blu, una moto che accanto ai social li ha traditi. Ho pensato, se non trovano abbastanza soldi che gli soddisfano, non so, spero che non mi sparino, ecco, tutto qua. La prima volta che mi succede, non mi è mai successo, quindi sono un po' scioccato, ecco, perché è una cosa che uno non si aspetta che possa accadere. Purtroppo è successa anche a me. Con queste parole il farmacista di paese Marco Silvestri raccontava ai nostri microfoni la paura dopo la rapina messa a segno lo scorso 19 giugno dalla banda della moto blu. Nemmeno 2 mesi i rapinatori sono finiti in manette. Si tratta dei fratelli Massimiliano e Luigi Garbin, di 33 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di polizia, anche specifici. A tradirli i tatuaggi che avevano sul corpo e un video postato sui social da uno dei fratelli che alludeva esplicitamente alla propria responsabilità nelle rapine, coinvolgendo anche l'altro. Nelle scorse ore il blitz portato a termine congiuntamente dai carabinieri di Castelfranco e Montebelluna e dalla squadra mobile di Treviso. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i 2 fratelli sono i responsabili degli assalti commessi in pochi giorni nelle farmacie di paese e in una di Altivole. Non solo, anche una rapina in strada ai danni di una donna in bicicletta. È stata un'indagine lunga e complessa che è partito appunto dalle 2 rapine che sono state fatte nei mesi scorsi, in particolare nel mese di giugno, e che ci ha consentito, attraverso l'acquisizione di tutta una serie di dati informativi che provenivano essenzialmente dai sistemi di videosorveglianza, quindi dai targa system, e da anche alcune testimonianze raccolte sul posto, di concentrarci su questi 2 soggetti.
Agivano con il volto coperto da caschi integrali e abbigliamento neutro, agendo con freddezza e determinazione. Particolarmente cruenta una delle due rapine in farmacia, quella di Altivole, nella quale i due hanno usato un coltello per costringere la titolare e una dipendente a consegnare il denaro. Per quanto riguarda invece la rapina in strada, avvenuto lo scorso 11 giugno, i due malviventi a bordo della moto di grossa cilindrata hanno colpito volontariamente una donna alla caviglia per farla cadere e strapparle la borsa contenente denaro contante e carte di pagamento successivamente utilizzate per effettuare acquisti e prelievi. Fondamentali sono risultati anche riscontri derivanti dalle perquisizioni personali e domiciliari che hanno permesso di rinvenire denaro contante di dubbia provenienza, attrezzi da scasso compatibili con quelli utilizzati nei furti, scarpe e indumenti identici a quelli indossati durante le rapine. Non solo. Nell'occasione in cui sono stati fermati dopo la rapina nella farmacia Postioma, sono stati trovati in possesso di un sacchetto nel quale appunto c'era impresso il logo della farmacia e che conteneva alcune somme di denaro. I due sono stati tradotti in carcere, le indagini ora per accertare se i due fratelli siano responsabili di altri colpi. Nel Padovano ora parliamo di un'aggressione ai danni di un controllore del bus, è stato denunciato un uomo di 54 anni. Sull'autobus senza biglietto scoperto dal controllore ha iniziato ad aggredire l'addetto di Bus Italia che ha chiamato i carabinieri a Padova. Alla fermata però l'uomo, spingendo i controllori, è riuscito a scappare e a salire su un autobus diretto ad Agna. Grazie alle telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno identificato il mezzo e lo hanno raggiunto e fermato. Saliti all'interno hanno individuato il violento. Si tratta di un 54enne residente nella Bassa Padovana, già noto per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo in tasca aveva anche alcuni grammi di marijuana ed è stato denunciato. Sempre nel Padovano parliamo di un truffatore in trasferta che è stato arrestato dalla squadra mobile della Città del Santo. Arrivava in treno da Napoli, colpiva le vittime e tornava in Campania, ma stavolta, come ci racconta Federico Fusetti, gli è andata male. Si era finto avvocato e agente delle forze dell'ordine e aveva truffato nel quartiere Guizza di Padova due anziane di 80 e 90 anni che gli avevano consegnato soldi, gioielli e orologi, ma stavolta per il quarantenne napoletano, accusato anche di altri 3 episodi simili tra marzo e aprile a Villafranca di Verona, Verona e Brescia e 3 mesi fa denunciato per truffa proprio dalla squadra mobile di Padova, è andata male. I poliziotti infatti l'hanno arrestato sul piazzale della stazione mentre stava per prendere il treno che lo avrebbe riportato in Campania. Addosso aveva tutti gli oggetti rubati, in tasca il denaro contante perché aveva usato la carta di credito di una vittima per prelevare allo sportello bancomat 2.000 euro e poi al polso l'orologio appena rubato. L'operazione parte quando un'ottantenne padovana chiama la polizia convinta di essere appena stata truffata. Aveva ricevuto la telefonata di un fantomatico avvocato che, dopo averle fatto credere che la giovane nipote era stata trattenuta da una non meglio precisata autorità, aveva preteso il pagamento di una cauzione che sarebbe stata riscossa da lì a breve da un rappresentante delle forze dell'ordine. E difatti, poco dopo, la donna riceveva un uomo che si faceva consegnare 800 euro, alcuni monili d'oro e la carta bancomat con relativo PIN. Grazie alle telecamere, i poliziotti della squadra mobile lo identificano e corrono in stazione bloccando il quarantenne pronto a partire per Napoli. Poco prima una novantenne della Guizza aveva denunciato una truffa simile con la tecnica del finto avvocato e la consegna di soldi, gioielli e un orologio, tutto trovato addosso al napoletano. È emerso poi che lo scorso aprile si era presentato da una novantenne del quartiere Brusegana e, fingendosi avvocato e poi carabiniere, era riuscito a farsi consegnare dalla vittima 10.000 euro in gioielli. L'uomo è stato così arrestato e dopo il processo per direttissima il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora in Veneto. Denaro, gioielli e orologio sono stati subito restituiti alle ultime vittime. Andiamo adesso a Belluno, a Rocca Pietore per l'esattezza, con il nostro Fabio Fioravanzi che si trova a Rocca Pietore con Stefano Bozzi per la parte tecnica. Parliamo di Vaia, facciamo il punto dei cantieri, oggi ci sono in corso degli importanti sopralluoghi. Fabio, buongiorno. Grazie per la linea, siamo in comune di Rocca Pietore, il luogo che fu l'epicentro di Vaia. Ci siamo con l'assessore
alla protezione civile della Regione Veneto con il sindaco di Roccapietore in condizioni disagiate. Siamo sotto una tettoia perché sta piovendo e ormai quando piove in montagna ci si preoccupa sempre, assessore. Temo, purtroppo. Adesso sta piovendo poco, però l'attenzione è sempre alta, sia quando piove che quando non piove. Prova ne sia che nel solo comune di Roccapietore, dopo Vaia, Roccapietore è stato l'epicentro appunto della tempesta Vaia, che però ha colpito altri 200 comuni. In Veneto, nel solo comune di Roccapietore abbiamo investito 100 milioni di euro per 93 cantieri, gran parte dei quali sono terminati, come quello che sta alle nostre spalle. Qui eravamo proprio nell'epicentro quella sera. Qui si sono accumulati metri di detriti, di materiali che ostruivano naturalmente la strada al nostro fianco, ma anche quella alle nostre spalle, e quindi qui siamo veramente in quello che è stato l'epicentro. Noi abbiamo investito non solo per ripristinare i danni, ma anche per migliorare la sicurezza che c'era prima. Roccapietore, grazie alla Regione, è tornata a vivere in un certo senso, perché qui non credo che Stefano, non so se riesca a vederlo perché purtroppo siamo con la pioggia, c'è una tettoia che vedete, adesso si vede l'immobile sotto, ma era a filo, sembrava ci camminava sopra perché era tutta terra. Certo, sicuramente il comune di Roccapietore ha subito moltissimi danni, è stato il comune sicuramente più colpito del bellunese. Noi oggi veramente è una bellissima giornata perché possiamo vedere dopo oltre 7 anni e possiamo toccare anzi con mano tutte le opere che sono state realizzate in questi anni. Ringrazio sicuramente la Regione Veneto e l'assessore Bottacin per aver da subito adoperato per realizzare queste opere che risultano fondamentali non solo per la protezione idrogeologica ma anche per la protezione civile della nostra popolazione. Mantenere la popolazione nelle nostre valli, nelle nostre montagne è sicuramente sempre più difficile, quindi riuscire a garantire la sicurezza è un grande passo per la nostra comunità. Un'ultima cosa, assessore, qui ricordiamo che il luogo visibilmente per la longevità più toccato e più distrutto sono i serrai. Lì che futuro abbiamo? Perché molto si è fatto. Ma più che futuro parlerei di presente. Parlavo prima con il sindaco, ormai sono state superate le 30.000 presenze, quindi i serrai sono tornati di nuovo a essere un punto di riferimento per il turismo di tutta la zona, non solo del comune di Roccapietore, ma di tutta la zona. Lì c'è stato un investimento di 9 milioni di euro, già appunto conclusi, ma stiamo intervenendo a monte dei serrai per garantire anche la sicurezza di tutta quell'area, ma anche di Sottoguda, che poi si trova a valle dei serrai, e quindi si continua con le opere di difesa del suolo, come abbiamo sempre fatto in questi anni, 2 miliardi 200 milioni di euro in opere di difesa del suolo nell'arco di questi 10 anni in tutto il Veneto. Allora, grazie all'assessore, grazie al sindaco, grazie per la linea che restituiamo allo studio. Grazie Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi da Roccapietore per un doveroso punto sui cantieri di Vaia, e noi appunto dal bellunese andiamo nel veneziano a Dolo, dove per noi si trova la nostra Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio per una storia, per raccontarci la storia di due fratelli. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Cristian, la storia di due fratelli di 62 e 63 anni che, sfrattati dall'appartamento in cui vivevano da tempo perché accumulatori seriali, così la decisione quindi del proprietario di non poter rinnovare nuovamente il contratto d'affitto, vivono, perché per loro scelta, su una di queste panchine, proprio su questa che si trova accanto a noi, alternandosi con altre che sono presenti qui lungo il fazzoletto verde ai piedi del municipio di Dolo, avendo come tetto l'ape Piaggio, che adesso viene utilizzata da uno dei due fratelli per recarsi al lavoro dove si trova in questo momento e che lavora come magazziniere. Con loro anche il cagnolino, anzi la cagnolina ad una certa età, e anche mezza cieca, da cui non si vogliono separare. Il comune continua a fornire loro una mano tesa, a dare loro diverse possibilità di scelta come aiuto, ma loro rifiutano ogni tipo di aiuto.
Poco fa ho parlato al telefono anche col fratello, uno dei due fratelli, il maschio, e mi ha raccontato appunto questa storia. Dunque con me il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto, buongiorno sindaco, e l'assessore ai servizi sociali Chiara Giuliano, che da tempo sta seguendo questa coppia di fratelli. Voi come istituzioni siete preoccupati perché i due fratelli continuano a rifiutare ogni tipo di aiuto. Come mai, signor sindaco? È un rifiuto inspiegabile, se non questo attaccamento morboso alla loro cagnolina, che però nel momento in cui si è potuto dare un'offerta anche di accudimento dell'animale, il fatto di potersi separare ha generato proprio un no a qualsiasi tipo di soluzione. Ora, è una vicenda triste questa, no? Che però fa riflettere anche il tanto impegno che gli enti locali tutti stanno dando in una fase delicata di epoca e di società. Ecco, si ammetterebbe una corrispondenza anche nel fare solidarietà, che non è solo nel dare ma anche nel poter ricevere. Ecco. E qui siamo di fronte a un modello che forse va ripensato anche, e che ammetterebbe anche una politica abitativa diversa. Ecco, noi nel nostro piccolo Conater, che è l'azienda di riferimento regionale del territorio per le case popolari, abbiamo addirittura messo a disposizione un fondo che in maniera rotativa alimenta nuove case, la sistemazione di nuove case, anticipando i lavori appunto di ATER, per dare la possibilità appunto di ospitare tutti. Qui però come si fa a ospitare con esigenze che sono di una casa singola, in mezzo alla campagna, con uno spazio adeguato dove appunto portare a casa tutta la roba, ed è tanta, conservata nella casa da cui sono paterna. stati sfrattati. Ecco sindaco, è vero anche, grazie intanto per questa anticipazione, è vero anche assessore Giuliano, che per il cagnolino era stata trovata una sistemazione, cioè loro avrebbero dormito nel dormitorio e al mattino così avrebbe avuto lo stesso trattamento anche il cagnolino, la cagnolina. La mattina sarebbero tornati a riprenderla e quindi a tenerla con sé, perché determinate strutture non possono accogliere gli animali, ma c'è stato, come diceva prima il sindaco, un netto no, al quale noi non abbiamo potuto fare assolutamente nulla. Il comune di Dolo sta gestendo veramente tante situazioni complesse, abbiamo anche moltissime risposte ma non sono sufficienti. Nel nostro territorio sono presenti 250 alloggi popolari, 11 di emergenza abitativa, 2 co-housing, 2 gruppi appartamento, abbiamo aperto uno sportello casa per andare incontro a tutte le difficoltà che le persone incontrano. Abbiamo fatto un accordo con ATER per anticipare i lavori negli alloggi chiusi perché hanno bisogno di manutenzioni, quindi la nostra risposta c'è ed è molto forte. Dall'altra parte però quest'anno abbiamo chiuso il bando di case popolari con 160 richieste e sta diventando davvero complicato dare una risposta a tutti. Queste 2 ultime settimane abbiamo gestito 7 sfratti. Ogni tanto io la mattina arrivo e faccio la battuta al sindaco: guarda che pianto tende, perché non sappiamo più che risposte dare. Se dall'altra parte poi c'è un muro, diventa davvero difficile fare il nostro dovere. Ecco, noi con Sandro Ponchio abbiamo cercato la sorella che su indicazione del fratello a quest'ora dovrebbe pranzare in uno dei ristoranti dell'area dove ci troviamo noi con il suo cagnolino, ma non l'abbiamo ancora trovata. C'è da dire inoltre che c'è la preoccupazione nella preoccupazione non soltanto di residenti e istituzioni, considerato che a breve ci sarà anche la sagra del paese. Qual è la preoccupazione in tal senso, sindaco? La preoccupazione è che soggetti così fragili e indifesi di notte siano preda di gruppi malintenzionati, non solo per disturbarli ma anche per fare qualche tipo di violenza. Ecco, noi vorremmo evitare questo perché Dolo ci diciamo città gentile ed è ora insomma che questa gentilezza abbia anche concretezza in un'azione, se serve, più forte.
Grazie al sindaco Naletto di Dolo, Gianluigi Naletto, grazie all'assessore ai servizi sociali Chiara Giuliano. Noi con Sandro Ponchio continuiamo a cercare adesso al termine del collegamento questa sorella e poi nel caso riuscissimo a trovarla e lei fosse disponibile a rilasciarci un'intervista ti chiederemmo di nuovo la linea. Per il momento è tutto con la parte tecnica di Sandro Ponchio e la linea torna a te, Cristian. Grazie davvero Anna Maria Parisi. Noi ritorniamo nel Padovano a Piove di Sacco, dove la comunità è sotto shock per l'aggressione ai danni di un volontario del centro parrocchiale di Sant'Anna. A colpirlo con un pugno violentissimo che lo ha fatto finire in ospedale un 17enne a cui l'uomo aveva semplicemente chiesto di smetterla di fare confusione. Era in corso un incontro nel centro parrocchiale di Sant'Anna di Piove di Sacco. C'era anche il parroco, don Giorgio De Checchi. Fuori un adolescente continuava a infastidire. Per questo un uomo di 71 anni, un volontario della comunità molto conosciuto, è uscito per dirgli di smetterla. La reazione è stata immediata e ha colto tutti di sorpresa. Il 17enne ha alzato il braccio e ha colpito alla testa il 71enne con un pugno violentissimo che lo ha fatto cadere per terra perdendo i sensi. Tutti subito sono usciti e si sono prodigati a soccorrere l'uomo, che è stato trasportato in ambulanza in ospedale a Padova, dove è ricoverato nel reparto di neurologia per un trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Non ha parole il parroco, che al telefono racconta come siano 2 anni che un gruppo di adolescenti, italiani e stranieri, si ritrova nella piazza davanti alla chiesa con quelli che definisce atteggiamenti poco civili. Il 17enne è ben conosciuto, tanto che grazie all'aiuto delle immagini delle telecamere che la polizia locale ha fornito ai carabinieri, il giovanissimo è già stato identificato e un fascicolo è sul tavolo della procura presso il Tribunale dei minori di Venezia. Senza parole è preoccupata anche la sindaca Lucia Pizzo, che conosce bene il volontario e non riesce a darsi ragione di quanto accaduto. Un gesto che interroga tutti. Un gruppo di ragazzi che in quartiere Noto, quello al quale appartiene anche il 17enne, chi lo ha visto crescere non può credere a quanto sia accaduto solo poche ore fa. Sono molto stupita perché non c'ero, non so la dinamica, però so che il ragazzo è un educatissimo, a modo, di buona famiglia. Cioè, con noi è sempre stato squisito, mi ha sempre salutato tutti i giorni col sorriso e i genitori sono 2 persone oneste, corrette, proprio non posso dire niente qua del quartiere, proprio un ragazzino che potrebbe essere mio figlio. Vi porto per un attimo a Trieste, dove c'è stata una violenta rissa a colpi di bottiglia. Ennesima rissa fra cittadini stranieri a Trieste, questa volta al Teatro dei Fatti e Piazza Garibaldi, zona certamente non nuova a episodi violenti, anche gravi. Volavano calci e pugni nella tarda serata di ieri verso mezzanotte, alcuni facinorosi avrebbero anche utilizzato delle bottiglie di vetro per colpire i rivali. I protagonisti dell'episodio, 7 giovani di varie nazionalità in preda ai fumi dell'alcol. Non si conoscono le esatte cause che hanno innescato la violenza, pare che tutto sia partito all'esterno di un bar 20 minuti prima che scattasse l'obbligo di chiusura, come da nuova ordinanza sindacale che impone ai locali di abbassare le serrande alla mezzanotte con divieto di riaprire fino alle 5 del mattino successivo. Sì, perché proprio Piazza Garibaldi è una delle zone di Trieste soggette al nuovo dispositivo, valido fino al prossimo 30 settembre. L'ordinanza prevede anche il divieto di girare per strada con lattine e bottiglie di vetro già dalle 22, prescrizione evidentemente non rispettata. La segnalazione della rissa di ieri sera è partita da alcuni abitanti della zona, stufi di assistere a episodi come questo. Sul posto sono arrivati sia i carabinieri che la Polizia di Stato, ma i protagonisti della vicenda si erano già dileguati sparpagliandosi per le vie limitrofe. Vi ricordo che fra poco ci collegheremo con Gemona per la mattanza di Alessandro Venier. Vi daremo tutti gli aggiornamenti di questo caso che ha inorridito tutta Italia. Prima però la cronaca, perché è davvero tanta, sono tanti fatti che sono successi in queste ore a nord-est, così a est, dove un carabiniere fuori servizio ha sventato una rapina al supermercato.
Si aggirava tra le corsie del supermercato riempiendo il carrello di merce, poi nascosto dietro i bancali di acqua e bibite ha abbandonato il carrello tentando di portare via la refurtiva. Un 38enne è stato bloccato dall'addetta alla sicurezza di un supermercato di Este. L'uomo però ha iniziato ad insultarla e a spingerla con forza. Un carabiniere libero dal servizio attirato dal trambusto si è avvicinato aiutando l'addetta alla vigilanza a trattenere l'individuo fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri. I militari giunti sul posto hanno trovato all'interno dei pantaloni del 38enne una scorta di carne di pregio del valore di circa 60 euro. Portato in caserma, l'uomo è stato arrestato per rapina impropria e la merce è stata restituita. Spaccata a Villafranca Padovani, ignoti con una spranga e un mattone hanno infranto la vetrata di una rivendita di biciclette. Siamo in via Roma 148 e hanno rubato 5 biciclette da corsa di valore. Sul posto sono intervenuti, come vedete, i carabinieri della compagnia di Padova che hanno avviato le indagini. Al vaglio ci sono le riprese dell'impianto di videosorveglianza. Sempre il fronte della sicurezza a Conegliano, in via Manine, è partita la bonifica dello stabile ex Safari Club. Carte, bottiglie, scarpe, immondizia, una situazione di degrado che ormai regnava da tempo. Non solo, ma in questo stabile ex Safari Club bivaccavano extracomunitari ed era diventata una base per lo spaccio. La settimana scorsa il sindaco Fabio Chiesa ha firmato l'ordinanza per murare l'edificio. Hanno sbaraccato, stanno sbaraccando ancora, stanno portando via le ultime cose perché procederemo nel fine settimana a chiudere definitivamente. Era una situazione di disagio che non ci piaceva per nulla. Lungo la strada è stato già portato via quasi tutto, manca ancora la parte interna piena di rifiuti di ogni genere e poi finestre e porte saranno murate per evitare altri accessi abusivi. La gente della zona era esasperata dalla situazione. Sì, la gente era esasperata, aveva ragione, questo è stato l'unico modo che abbiamo trovato e penso che procederemo così anche in futuro se questa gente si sposterà da un'altra parte, perché la nostra paura è che chiuso si spostino, però noi non possiamo arrenderci su queste cose, continueremo a fare ordinanze dovunque troveremo situazioni di questo tipo. Una risposta forte dell'amministrazione comunale alle richieste dei cittadini e dei commercianti. Ora partirà la bonifica. Abbiamo detto alla proprietà di murare, di pulire tutto per condizioni igienico-sanitarie e insieme alla Savno porteremo via tutto quello che c'è qui e, ripeto, chiuderemo definitivamente la struttura. Ritorniamo alla cronaca, ritorniamo sulle strade del Veneto. C'è un grave incidente di cui dobbiamo darvi conto. Sono ricoverate con ferite gravi ma non in pericolo di vita le 3 persone rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto lungo la nuova Gasparona, strada provinciale 111, nel territorio comunale di Thiene. Erano le 23:10 di giovedì sera quando 2 auto, una Volkswagen e un Alfa Romeo, si sono scontrate frontalmente. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto, con i sanitari del SUEM 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, con 2 autopompe e 5 operatori che hanno estratto dalle lamiere uno dei feriti rimasto incastrato. Tutti poi sono stati trasportati in ospedale a Sant'Orso. A condurre i rilievi carabinieri di 2 ville che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente. Veniamo ai fatti di Gemona, fra poco ci collegheremo in diretta con Omar Costantini per tutti gli aggiornamenti, ma ricostruiamo l'orrore che si è vissuto ieri mattina in questa abitazione, orrore che presto ha fatto il giro non solo del nord-est ma di tutta Italia. È stato fatto a pezzi, ricoperto di calcevive e nascosto in un bidone. Non è la scena di un film horror, ma la realtà sconvolgente di quanto accaduto a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Il corpo senza vita di Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato questa mattina all'interno di un garage in via dei Lotti, adiacente all'abitazione dove viveva. L'allarme è scattato intorno alle 10:30. In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco, la scientifica, la polizia locale, un'ambulanza e l'automedica. Via dei Lotti è stata chiusa per ore mentre gli investigatori cominciavano a esaminare una scena del crimine tra le più agghiaccianti degli ultimi anni nella zona. Secondo una prima ricostruzione il cadavere era stato smembrato, chiuso in un bidone comparso di calceviva, un tentativo verosimilmente di accelerare la decomposizione e nascondere l'odore. All'interno dello stesso garage è stato ritrovato anche il cane di famiglia, un pastore maremmano, chiuso lì da almeno una settimana. Non si esclude che, rimasto intrappolato e senza cibo, possa aver cercato di nutrirsi con ciò
ciò che ha trovato. L'omicidio infatti potrebbe risalire ad almeno 7 giorni fa. Alessandro viveva con la madre, Lorena Venier, 61 anni, che dalle nostre immagini vediamo venire verso di noi, e con la compagna, una donna colombiana di circa 30 anni, madre del loro bambino di appena 6 mesi. Dalle prime informazioni le due donne avrebbero ammesso l'omicidio. Gli inquirenti ora stanno verificando effettivamente i racconti raccolti durante gli interrogatori. Si indaga infatti su un possibile contesto di tensioni familiari, un quadro complicato che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con attenzione. Secondo quanto emerso, la compagna inoltre era seguita dai servizi psichiatrici del CSM subito dopo il parto. Nel frattempo la bambina è stata affidata ai servizi sociali, che ora ne hanno preso in carico la tutela. Le indagini sono in pieno corso, si lavora per capire cosa sia accaduto davvero in quei giorni e cosa abbia portato a una morte così atroce. Intanto Gemona è sotto shock, la notizia si è diffusa rapidamente e l'intera comunità si interroga sconvolta davanti a un crimine maturato nel silenzio di una casa apparentemente normale. Noi essendo coscritti non frequentavamo le stesse compagnie, insomma avevamo una certa distanza d'età e quindi era parecchio tempo che non lo vedevo, sapevo che lavorasse all'estero, comunque si trasferisse all'estero spesso, era un bel po' che non lo vedevo. Si tratta di un dramma molto, molto grave e adesso insomma tutta la comunità si stringe attorno alla figlia perché è quella che ha bisogno di ricostruirsi una vita e una famiglia. Il ritratto di Alessandro, sempre nel servizio di Federico De Rosso. Alessandro Venier era un volto noto in via dei Lotti a Gemona del Friuli, una presenza familiare per molti residenti del quartiere, dove viveva con la madre Lorena Venier e la compagna, una donna di origine colombiana, madre della loro bambina di appena 6 mesi. Da poco diventato papà, Alessandro si manteneva svolgendo piccoli lavori occasionali che a volte lo portavano anche all'estero. Portava il cognome della madre e il padre, cittadino egiziano, non lo aveva riconosciuto al momento della nascita. Una figura conosciuta, anche se ai nostri microfoni alcuni vicini lo hanno descritto come una persona vivace, un aggettivo che lascia intendere possibili tensioni e scenari ancora tutti da chiarire. Il mistero di via dei Lotti rimane fitto soprattutto per la crudeltà dell'omicidio. Il corpo di Alessandro è stato ritrovato smembrato, chiuso in un bidone e ricoperto da diversi strati di calceviva, ma il dettaglio che ha sbalordito gli investigatori è stato un altro. Nel garage non c'erano tracce evidenti di sangue, un elemento che potrebbe indicare una ripulitura accurata della scena del crimine, forse avvenuta dopo l'uccisione e la successiva mutilazione del corpo. Le indagini vanno avanti senza sosta nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita di Alessandro e comprendere fino in fondo che cosa sia accaduto all'interno di quella casa. Un delitto gravissimo, raccapricciante, che di fatto priva dell'intera famiglia una bambina di soli 6 mesi, così Dusi Marcolin, presidente della Commissione Pari Opportunità del Friuli Venezia Giulia, commenta la terribile notizia che giunge da Gemona. La Commissione Pari Opportunità esprime ovviamente cordoglio per questo gravissimo lutto e invita alla cautela prima di emettere giudizi su una vicenda di cui non si conoscono i contorni. Ma io vi faccio sentire le parole pronunciate poco fa dal sindaco di Gemona, i microfoni di Omar Costantini, con cui ci collegheremo nel corso di questa prima edizione, il sindaco di Gemona. Sì, come diceva lei, per fortuna non era mai accaduto, però purtroppo oggi è accaduto. È successo anche comunque lo scorso anno un fatto grave che ha riguardato una giovane ragazza gemonese, però con questa atrocità mai avevamo vissuto una situazione del genere. Lorena era una persona conosciuta all'interno dell'ambiente sanitario e anche probabilmente nella borgata. Io personalmente non la conoscevo bene, l'avevo solamente incontrata credo all'interno dell'ospedale sotto la sanitaria. Non posso ovviamente dare nessun giudizio assolutamente, perché non conoscendo la famiglia e non conoscendo nessuna dinamica all'interno della stessa è difficile esprimere giudizi, ecco. Chiaramente la comunità è scossa appena presa la notizia. Sì, la comunità è scossa, è ferita e si deve unire ovviamente in se stessa, recuperare tutti quei valori che sono la base fondante di ogni comunità, e soprattutto in questa comunità che ha vissuto anche momenti tragici come quelli del 76, e deve ripartire ovviamente assorbendo questo shock, perché effettivamente è un qualcosa che non siamo abituati a vivere, nessuno è abituato a vivere, è un qualcosa che lo percepisci anche quando è lontano, ma quando ti tocca nell'intimo e nella vicinanza come
in questi giorni è una sensazione nuova e non facile da digerire. Ecco. Senta, tra l'altro in questa triste vicenda, come sono tutte le tristi le vicende di cronaca, c'è un particolare, la bambina di 6 mesi, e come amministrazione comunale, diciamo così, vi involverete anche voi in ambito sociale? No, ci siamo mossi subito perché l'attenzione nel dramma che ha coinvolto questa famiglia, che di fatto è una famiglia distrutta, la nostra principale attenzione in questo momento è per la bambina, ha solo 6 mesi di vita, quindi stiamo cercando ovviamente assieme ai servizi sociali del comune di gestire la situazione al meglio, lo stiamo facendo e qui va la nostra più grande attenzione in questo momento, sta preparando per lei un percorso di vita ovviamente migliore di quello che avrebbe dovuto affrontare. Davvero è una delle vittime di tutta questa terribile vicenda. Ci collegheremo fra pochissimo davvero con Omar Costantini, potete capire sono ancora ore concitate soprattutto per gli inquirenti, quindi fra poco ritorneremo a Gemona. Prima però Vicenza, dove tiene banco la questione degli espropri relativi alla TAV, alla realizzazione della TAV. Alcuni proprietari, in particolare di Viale Verona, non hanno ricevuto la notifica dell'esproprio. Gli stabili intanto vengono occupati da drogati e balordi, come ci racconta Daniele Garbin. Come annunciato, i lavori della TAV per la parte ovest della città si sono intensificati qui nel comune di Vicenza. Ci troviamo in Viale Verona, a ridosso del cavalcavia Ferretto de Ferretti verso il quartiere Ferrovieri. E gli edifici che stanno via via per venire smantellati stanno avanzando, però ci sono dei buchi neri o situazioni equivoche come quella che è alle mie spalle, questo grande edificio che vedete, destinato in teoria all'abbattimento ma non completamente. In alcune parti ci sono ancora degli inquilini, 3 negozi, che non hanno ricevuto nessuna notifica, eppure pensano, credono aver capito che il loro edificio verrà abbattuto. Nel frattempo però negli edifici annessi vengono occupati da balordi, drogati, situazioni di degrado che proprio si trasferiscono anche dal vicino cavalcavia dei Ferrovieri. La situazione diventa impossibile, ci raccontano proprietari ed inquilini, chiedono chiarimenti urgenti. Alle nostre spalle abbiamo l'edificio dove noi attualmente siamo residenti, viviamo, mia sorella ha 2 bambini piccoli, io abito qua, c'è anche mio cognato, e l'edificio a fianco è stato svuotato da Iricav perché hanno preso possesso dell'edificio, non lasciando comunque le vetrine aperte che sono state ovviamente sfondate e occupate. All'interno le finestre sono aperte dell'edificio, quindi verrà occupato immediatamente, e anche il nostro edificio verrà demolito, ma non sanno espropriarci, non sanno darci risposte, non sanno dirci quando. Noi ci hanno detto che ad agosto inizieranno le demolizioni, ma noi siamo ancora qui. Dove andiamo? Cosa facciamo? Non lo so. La nostra situazione è simile, nel senso noi invece siamo proprietari di attività, è un po' anche difficile il rapporto con gli inquilini ovviamente, perché loro pagano l'affitto, vogliono che la loro attività sia garantita e noi siamo un po' in difficoltà nel rispondere per poter garantire che effettivamente loro possano portare avanti l'attività. Anch'io proprietaria, stesse problematiche, mi viene da aggiungere anche appunto che questa situazione di degrado, ci sono anche escrementi, quindi esattamente gli inquilini delle attività commerciali si ritrovano a far fronte a situazioni un attimo così problematiche e non sono rassicurati per niente dal punto di vista nostro di proprietari, facciamo anche fatica un attimo a mediare questa situazione. Qua bisogna stare molto attenti, è un problema enorme, anche perché diventa un punto di spaccio. Io vedo adesso che viene buio tardi, ma quando si accorce le giornate, qua escono dall'acqua a bicicletta, anche questa mattina c'è il spacciatore qua. C'è la macchina ferma, arriva con il monopattino e la bicicletta, dà le dosi. Io dico che devono tassativamente vigilare. Io poliziotti non li vedi mai qua, io non ho mai visto.
Estate dunque tesa a Vicenza per tutta la questione della TAV, che come vedete ha numerosissimi risvolti. Da Vicenza a Padova il passo è breve, parliamo di degrado urbano. Ci colleghiamo con il nostro Federico Fusetti, che si trova, se non mi sbaglio, Federico, all'Arcella. Esatto Cristian, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo all'Arcella, insomma, una delle zone così molto discusse di Padova, e siamo all'interno di un parco che è grandissimo, il Parco Morandi, davvero un'ampia area verde, però è un'area verde con parecchie criticità che vengono sollevate da Eleonora Mosco, buongiorno, consigliera comunale della Lega, e da Giovanni Matteo Cudina, che invece è residente oltre che componente della consulta. Quindi chiedo prima a lei cosa c'è che non va in questo parco e che voi residenti insomma lamentate. Intanto salve a tutti, principalmente noi lamentiamo una mancanza di normative e regole. È un parco che ad oggi ha come problema principale la sicurezza, è un regolamento quotidiano anche in quelli che sono gli orari di accesso, di apertura e di chiusura del parco. I residenti sono spaventati perché spesso si trovano persone extra orario che consumano alcolici, fanno uso di sostanze stupefacenti o comunque hanno accesso al parco anche in maniera irregolare attraverso apertura nella rete, nella recinzione che è circoscritta nei confini del parco. Il problema anche che abbiamo segnalato diverse volte come consultieri residenti è un problema relativo alla casetta Morandi, che è qua vicino a me, è una casetta che... Adesso Federico forse Cibotto, che ringrazio per l'assistenza, ce la mostra. Ad oggi non ha nessun tipo di funzione, non è un bene vincolato, non è un bene tutelato, in realtà è solamente un immobile decadente. Ha portato a diverse problematiche, quindi accessi anche qui irregolari che potevano esserci, con dei riscontri anche della morte di qualcuno come è successo al Configliacchi, ma allo stesso tempo anche problematiche di igiene. Da qui partono dei topi che entrano attraverso le ramaglie e i rami nell'area residenziale confinante. Ci sono segnalate anche problematiche relative proprio alla sicurezza delle aree destinate ai bambini, perché ci sono giochi che sono comunque non viene fatta manutenzione, sono rotti o comunque sono insicuri, in quanto la parte che dovrebbe servire a anticaduta o comunque a parare i colpi non ne viene fatta manutenzione, quindi non è presente, e in più ci sono delle problematiche relative a quelle che sono anche le attività che vengono svolte nel parco. Alcune iniziative non sono state fatte comunque tenendo in considerazione che è un'area residenziale, è un'area dove le persone comunque hanno delle quotidianità che non vengono tenute in considerazione, quindi festival o comunque funzioni come il bar che hanno un'attività che non rispetta neanche qui l'orario del parco, ha portato anche a delle problematiche relative anche alla sicurezza e all'incolumità, perché le persone si lamentavano che non potevano neanche vivere tranquillamente la loro quotidianità. Eleonora Mosco, diamo una lettura anche politica, insomma, questo, siamo in una zona importante di Padova, ma insomma è l'ennesima dimostrazione secondo voi che non viene gestita bene la situazione? Beh, diciamo che è simbolo delle contraddizioni di questa amministrazione, che si riempie la bocca di parole di parchi per poi lasciarli assolutamente allo stato di degrado, come abbiamo potuto vedere. Parla di disabilità come inclusività per poi non creare giostre adeguate anche ai bambini con disabilità motoria, parla di sicurezza nel senso di prevenzione sociale per poi lasciare totalmente invece questi luoghi in preda agli spacciatori, oppure parla di rigenerazioni urbane. La dimostrazione di questa casetta invece è il simbolo di come ci siano strutture con grandissimi problemi strutturali, che quindi mettono a rischio anche l'incolumità fisica di chi poi entra, senza alcun tipo di progetto. Per cui come Lega noi riteniamo che il Parco Morandi all'opposto invece sia l'esempio di quello che dovrebbe essere la sicurezza pubblica integrata, cioè la sicurezza passa attraverso degli interventi integrati di messa in sicurezza dei parchi, di resa vivibili dei luoghi e di tutela e anche di rispetto dell'ambiente dove le persone possono poi andare a fruire degli spazi. Quindi noi chiediamo che ci siano degli interventi urgenti, perché
ci deve essere il rispetto delle persone che fruiscono di questo parco, ma anche il rispetto dell'ambiente stesso, che oggi è totalmente in preda al degrado. Una battuta anche per dire che insomma, qui non siamo in zona rossa all'Arcella, cioè non è da queste parte dell'Arcella, la zona rossa però insomma serve come? La zona rossa serve, ma non serve l'ideologia, non serve l'ideologia con cui questa amministrazione ha agito anche parlando di zona rossa, perché questo ne è un esempio, cioè la sicurezza di un quartiere la si vive anche se lo si tiene con rispetto, con cura e con decoro. Quindi di sicuro la zona rossa serve per la presenza costante degli agenti. Accanto a questo ci deve essere anche un'attività di illuminazione, viabilità, apertura e chiusura dei parchi e decoro che oggi totalmente manca. Quindi ecco, l'ideologia si ferma con anche questo semplice esempio. Grazie a Eleonora Mosca, grazie a Giovanni Matteo Cudin. Cristian, ti restituisco la linea. Grazie Federico Fusetti e Federico Cibotto da Padova. Subito a Gemona dal nostro Omar Costantini. Non so se Omar mi sente per tutti gli aggiornamenti. Dove ti trovi Omar? Che cosa ci puoi dire? Apprendiamo che c'è stata la confessione della mamma di Alessandro, la signora Lorena. È così, che cosa ci puoi dire da Gemona? Buongiorno Omar. Sì, noi intanto buongiorno anche ai telespettatori di Antena 3, siamo proprio al Civico 47 di Via dei Lotti, dove ieri intorno alle 8:35 insomma c'è stata questa macabra scoperta. Ormai ne abbiamo riassunto tutti i dettagli e giustamente, come dicevi tu, c'è stato l'interrogatorio di garanzia questa mattina da parte del pubblico ministero Milillo al carcere di Trieste. Allora vi faccio proprio una sintesi di quanto ha riportato l'avvocato Giovanni Denardo, che difende appunto la signora. Vi dico subito, allora un attimo di pazienza, perché è un gesto mostruoso, fuori natura, ha anche fornito gli elementi utili alla datazione del delitto che è stato compiuto nella notte del 25 luglio e poi, come detto, ieri la scoperta. Seguo velocemente perché, ripetiamo, è arrivata pochi minuti fa. Allora, rispondendo a tutte le domande del pubblico ministero, ha escluso che alla base dell'omicidio ci siano stati futili motivi. In un certo momento era uscita anche una voce che si diceva per la cena, eccetera, ma non c'entra assolutamente nulla questo. Lo ha confermato la stessa signora, che ha spiegato in maniera lucida ciò che l'ha spinta ad agire sul suo movente, che sarà oggetto di verifica da parte dell'autorità giudiziaria. Queste sono le parole che sono state riportate dall'avvocato Denardo, che sta difendendo la signora. Avete sentito anche la testimonianza del sindaco di Gemona, che ha insomma descritto questa situazione un po' particolare. Dicevamo che la signora era quella che praticamente da sola manteneva in piedi la famiglia, lavorando tutto il giorno, era caposala all'interno qui dell'ospedale civile, una signora ben voluta perché veramente si faceva in quattro proprio per lavorare. Purtroppo all'interno c'era questa situazione legata al figlio, che era un po' figlio e padrone, e da lì insomma si cercherà di ricostruire quanto è accaduto all'interno di questo Civico 47 di Via dei Lotti qui a Gemona del Friuli. Possono immaginare insomma la notizia appena già ieri, come vi ha raccontato anche Federico De Rosse, che si trovava qui sul posto proprio per raccontarvi la cronaca in diretta. Potete solo immaginare insomma tutta la via, insomma questa tranquilla via alla periferia di Gemona è stata completamente sconvolta da questa tragica notizia. Per il momento è tutto, caro Cristian, e ti ripasso la linea per la prosecuzione di prima edizione di Antena 3. Io ti ringrazio Omar, ci hai dato delle informazioni molto precise, quindi non ci sarebbero futili motivi, pare di capire, alla base di questo gesto, ma un clima, vedo che annuisci, mi senti ancora Omar, tornerei da te. Quindi sì, ti sento perfettamente. C'è un quadro familiare molto difficile, molto complesso, segnato dalla violenza, mi pare di capire. Sì, era proprio... Sì, no, ma ti confermo quanto hai già detto tu e quanto è stato riportato, insomma, ripetiamo, dalle dichiarazioni dell'avvocato che sta difendendo la signora Venier. Situazione molto particolare proprio all'interno della famiglia, con questo figlio, insomma, che era una sorta di figlio padrone, come ti ho detto, che praticamente faceva lavori sartuali, praticamente era la mamma che doveva sobbarcarsi tutta la situazione, e da lì poi qualcosa, ripetiamo, è successo. Forse era una tragedia che
che si poteva evitare, magari diciamo così, a distanza il grido d'aiuto da parte della signora forse non è stata ben percepita da parte di qualcuno. Queste sono, ripetiamo, supposizioni e da quanto abbiamo potuto raccogliere da varie testimonianze sentite indirettamente, anche grazie al fatto che tramite i social, insomma, qualcuno ci ha scritto che conosceva, ci ha un po' raccontato alcuni aspetti particolari, soprattutto, ripetiamo, del figlio, mentre, ripetiamo, la signora è descritta da tutti come veramente una che da vera friulana si è rimboccata le maniche, ha sempre lavorato, ha sempre fatto il suo oltre quanto poteva fare, ma ha sempre dato sostegno utile alla famiglia. Ripetiamo, la notizia poi di ieri ha sconvolto questa piccola diciamo, comunità all'interno di Via dei Lotti, dove, ripetiamo, siamo a pochi metri anche dal fiume Tagliamento, siamo proprio nella periferia, subito attaccati alla statale 13 Pontebana, dove tutti si conoscono, tutti comunque vivono tranquilli, insomma, nella tranquillità, se mi è consentito questo gioco di parole, del Friuli collinare. Chiaramente quanto è accaduto ieri ha tutto rivoluzionato nel senso negativo. Se non hai altre domande ti ripasso la linea. Grazie davvero Omar Costantini. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio, vorrei un suo commento a caldo, il sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton. È una violenza questa che sconvolge, una vera e propria mattanza, quest'uomo che al di là di tutto è stato smembrato, fatto a pezzi. Sì, guardi, intanto grazie Luigito, è una questione proprio una tragedia e credo che il nome giusto sia esasperazione. Mi pare di aver capito, ho letto qualcosa stamattina che sia proprio un problema all'interno della famiglia, quasi anche di violenza, però insomma arrivare a un punto così, io proprio non ne avrei il coraggio tagliare, però insomma adesso gli inquirenti e chi andrà a capire le dinamiche di questo terribile omicidio, però insomma ecco, credo che una delle parole sia proprio l'esasperazione di questa famiglia qua. Mi dispiace insomma ecco, sentire queste cronache su paesetti che tutto sommato dovrebbero vivere in armonia e in pace. Diciamo che queste vicende squarciano il velo su situazioni di estremo degrado, di estrema violenza. Ma guardi, anche la questione economica, sa, perché poi quando in realtà manca ischei, no? Magari una bolletta, magari le prime difficoltà, e là inizia anche un fattore appunto di crisi, di violenza, e là la mente umana è strana. Speriamo che sia un caso proprio isolato e che non ne capiti più. È veramente tragica ascoltare queste cose qua. Allora, il sindaco Arnaldo Pitton resta con noi. Io ho ancora molta cronaca, ci sono ancora tanti fatti dal territorio di cui darvi conto. Tra l'altro fra poco si collegherà con noi anche il professor Fabrizio Pregliasco per fare il punto della West Nile, di questa nuova allerta sanitaria. 50 secondi di pubblicità e rientriamo. Di nuovo in diretta, è con me, ve l'ho già presentato, abbiamo già fatto delle riflessioni riguardo al delitto di Gemona, il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, che resta con noi. Fra poco si aggiunge anche il professor Fabrizio Pregliasco per parlare di West Nile, ma io vi devo dare alcune notizie. Una delle principali di giornata, la violenza sessuale che si è registrata nell'isola di Albarella, siamo nei pressi di Rosolina in provincia di Rovigo, nel cuore del Delta. Una ragazza violentata di 17 anni, lo scorso 12 luglio è stato identificato il responsabile dai carabinieri. Si tratta di un 44enne di Adria, per lui è scattato l'arresto, arresti domiciliari e braccialetto elettronico. A comunicare l'arresto è stato il procuratore della Repubblica di Rovigo, la dottoressa Manuela Fasolato, che ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Rovigo una misura cautelare, appunto quella degli arresti domiciliari. Questo in una settimana particolarmente difficile all'Albarella, dove c'è stata anche un'aggressione di cui vi abbiamo dato conto. Ancora per la cronaca, ritorniamo nella Marca trevigiana. Un barbiere di Spresiano è stato arrestato dai carabinieri perché spacciava nel suo negozio.
Barba, capelli e droga. Arrotondava così lo stipendio un barbiere di Spresiano. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 44enne di origine marocchina, residente in zona con precedenti di polizia. Il barbiere è stato sottoposto ad una perquisizione personale prima che i militari passassero a controllare anche la sua auto, la sua casa e il locale. L'operazione ha consentito ai carabinieri di sequestrare oltre 2 kg di hashish, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 5.145 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività di spaccio tra Villorba, Treviso e Spresiano. Le indagini hanno accertato che il negozio veniva usato come base per lo smercio delle dosi. Il 44enne si spostava poi ogni giorno in motorino per incontrare i clienti della zona, arrestato e messo ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. A Zero Branco invece sono scattate le manette ad un 27enne nigeriano destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per spaccio di stupefacenti. Il provvedimento è scattato dopo un'indagine avviata dai militari dell'Arma che avevano già denunciato in stato di libertà il 27enne nel giugno del 2020 per spaccio di droga. Le indagini successive hanno portato alla luce un'estesa rete di spaccio che tra il 2017 e il 2020 aveva visto coinvolti in concorso 10 cittadini nigeriani, tra cui l'arrestato. Il gruppo di spacciatori era specializzato nella vendita di cocaina e marijuana a giovani provenienti dalle province di Treviso, Padova e Venezia. Il 27enne ora si trova in carcere a Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Allora, si è collegato, lo saluto e lo ringrazio perché è sempre disponibilissimo il professor Fabrizio Pregliasco, sempre un piacere ritrovarla. Professore, buongiorno. Piacere essere con voi, sempre purtroppo per parlare di qualche inciampo di salute e di guai. Appunto, noi volevamo il suo parere autorevole su questo West Nile. Quanto dobbiamo preoccuparci, professore? Allora, non è un'emergenza sanitaria, però delle persone sono decedute, quindi è un qualcosa su cui riflettere e organizzarci in termini di prevenzione, no? Perché si tratta di persone anziane, fragili, che però con una puntura di zanzara hanno finito la loro vita, quindi è evitabile questo problema e come sappiamo, e credo che ormai gli ascoltatori abbiano ben compreso, questo West Nile è una malattia ben nota da tempo, il suo nome dice quello che era fino a un decennio fa, cioè una malattia esotica che colpiva persone in contesti diversi. West Nile è il Nilo occidentale della Nigeria, dove nel 1937, 100 anni fa quasi, è stata individuato per primo. Purtroppo il cambiamento climatico, i viaggi, in qualche modo ne ha facilitato la diffusione in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, e rispetto ad altre malattie che comunque ci inquietano come la Dengue, il chikungunya, Zika, dove abbiamo casi secondari, autoctoni come diciamo in Italia, però in quel caso li abbiamo come casi secondari da un caso indice di una persona che arriva dalle zone dove queste malattie tropicali sono iperendemiche e che poi si diffondono. La fregatura di questo West Nile l'abbiamo ben capito, e anzi il Veneto purtroppo nel passato, già negli anni scorsi, è stato un po' uno dei primi territori dove questa malattia si è diffusa in diverse specie di uccelli, colpisce anche cavalli, a volte anche altri animali d'affezione, e quindi grazie a questa endemizzazione, quindi presenza sul territorio, che ci arriva grazie agli uccelli migratori anno per anno, e poi, sempre la sfortuna vuole, l'innalzamento delle temperature, un inverno mite, ha fatto sì che quest'anno ci sia una presenza non più solo nella pianura padana, ma lo stiamo vedendo in termini anche numerici piuttosto consistenti nel Lazio e in Campania, fino all'anno scorso non colpiti. Quindi la prevenzione è una cosa importante. Un tempo raccontavamo queste cose ai viaggiatori internazionali, ora ci tocca dirlo anche a chi è in Italia e non si sposta da casa propria, cioè le attenzioni all'utilizzo dei repellenti, all'utilizzo di maniche lunghe, di attenzione all'alba e nella notte, perché altra sfortuna, proprio volendo vedere
che fa sì che questo West Nile sia un problema più pesante delle altre trasmissioni vettoriali, che la nostra zanzara culex, quella tipica, quella che non sentiamo di notte e che però ne vediamo la puntura, quelle più piccoline, molto comune, e quindi con la quale possiamo incocciamo facilmente in questo periodo. Quindi davvero una congiunzione astrale che fa sì che quelle norme di buon senso, che sono anche quello che dicevano già le nonne: non mettete nel sottovaso sul balcone anche in centro città con dell'acqua stagnante, perché lì facciamo la gioia delle zanzare che appunto in questo periodo si moltiplicano. Siamo ancora in una fase iniziale e temiamo che, come negli scorsi anni, i modelli matematici di alcuni colleghi che studiano questa cosa arriveranno nell'ultima settimana di agosto. Quindi davvero buon senso, attenzione, coordinamento a livello istituzionale da parte di chi si occupa della sorveglianza veterinaria e della sorveglianza invece della salute umana. E senta, professore, quindi è esagerato parlare di un nuovo Covid? No, allora la fortuna vuole che la via di trasmissione è solo attraverso la zanzara. Si è visto dal punto di vista teorico nel passato che il sangue donato da un paziente infetto può determinare la trasmissione, ma in questo senso ormai siamo organizzatissimi, il Centro Nazionale Trapianti e i sistemi di sorveglianza identificano diciamo così le modalità per far sì che vengano controllati tutti i campioni di sangue, quindi escludo questa via di trasmissione nella pratica in Italia, e quindi rimane la zanzara, tanto che per esempio i cavalli possono diventare positivi, ma non possiamo contagiarci o essere loro addirittura i trasmettitori della malattia. Alcune specie di uccelli migratori, ma anche il gabbiano, le cornacchie sono invece facilitatori della possibilità di puntura di zanzara, cioè la zanzara punge loro, si infetta, punge noi e ci ritroviamo la fregatura anche qui di una malattia difficilmente controllabile, perché proprio mettendo insieme tutte le caratteristiche favorevoli al virus, come credo ormai tutti hanno sentito, l'80% dei casi umani decorre in modo asintomatico, quindi questo riduce la possibilità di controllo, e i numeri che abbiamo adesso, i 90 casi segnalati, purtroppo i 9 decessi di persone più fragili nella forma invece molto grave, ma che è solo l'1% circa dei casi, quindi la forma con problematiche neurologiche, è quello che noi vediamo, la punta dell'iceberg. È importante dire: non andate in pronto soccorso per un po' di febbre, perché può succedere appunto che ci siano manifestazioni intermedie con dolori muscolari, vomito, eccetera. Quello che deve preoccupare è la forma neuroinvasiva, quindi con l'encefalite, che determina febbre, irrigidimento nucale, un senso di confusione, tremori, e questo è l'unico elemento importante, quindi la parte meno frequente dei casi che può essere necessario ricoverare. Esistono diagnosi di laboratorio efficacissime, molto rapide per individuare questo virus, ma purtroppo nessun vaccino a disposizione, nessuna terapia specifica per chi è coinvolto nelle forme più gravi, al di là degli antinfiammatori, degli antidolorifici, e anche con cure che necessitano la terapia intensiva. Quindi significa che bisogna puntare sulla prevenzione. Sindaco Pitton, questo significa che le amministrazioni devono procedere alle disinfestazioni. Sì, guardi, tra l'altro io ho avuto un caso proprio lo scorso anno, per fortuna il paziente e il cittadino ne è venuto fuori bene, tant'è che abbiamo già iniziato quest'anno a fare il trattamento per l'arvicida, per tutte le cavitoie, tutti i pozzetti, e li abbiamo anche fatti pulire, perché se si ferma, come diceva giustamente il professore, crea che l'acquitrino è un paradiso per le larve. Però vorrei anche aggiungere una cosa, se mi permettete, che
oltre il trasporto di uccelli non è neanche tanto il cambiamento climatico, anche dell'uomo ci ha messo del suo. Ad esempio noi nei fossi ormai abbiamo i gamberi californiani piuttosto che le tartarughine asiatiche, queste le abbiamo portate noi e dobbiamo anche renderci conto di quello che facciamo con un po' di responsabilità. Non solo quello, tanti altri animali, penso anche al scoiattolo americano, cioè ormai nel nostro territorio, nel nostro habitat, abbiamo dei animali che non si sono mai, zanzara, tigre e quant'altro. Veramente dico anche fare mia colpa da parte nostra. Vedo il professore che sorride, annuisce. Assolutamente, assolutamente, cioè ormai davvero cioè, quello che è l'omogeneizzazione del mondo, la velocità del trasporto aereo, dei contatti, a volte degli spostamenti e degli trasporti illegali ha veramente creato guai e creerà ulteriori guai nel momento in cui non c'è un'azione di prevenzione. In Italia da anni c'è un coordinamento su questo e credo, come sempre, sia però necessario in questa fase stringere un po' le maglie e quindi prevedere appunto tutta una serie di iniziative di disinfestazione. Credo che il sindaco mi darà anche qui ragione nel momento in cui appunto in comune, come sicuramente dalle vostre parti c'è un'ottima efficienza, può fare ciò che diciamo è riferito agli aspetti demaniali comunali, però poi c'è una responsabilità anche dei proprietari, per esempio delle zone, dei terreni, per quanto riguarda lo sfalciamento del verde o delle situazioni appunto degli acquitrini che in un contesto privato possono continuare a fiorire e a facilitare, no, come punti di ristoro delle zanzare questa loro replicazione. Zanzare e non solo, e qui vorrei poi un parere anche del professore. In Veneto, professor Pregliasco, c'è un allarme nutrie con la regione che proprio in queste ore ha deciso di correre ai ripari. Sono i sindaci della provincia di Padova a lanciare l'allarme, ma il problema è simile in tutto il Veneto. La diffusione delle nutrie rischia di provocare gravi danni al territorio. Ne sono convinti anche i veterinari, i consorzi di bonifica, le associazioni agricole ed economiche. Sicurezza idraulica, agricoltura, ambiente e vivibilità dei centri urbani sono a rischio. La nutria genera dei danni gravissimi al territorio, alle arginature dei corsi d'acqua, danni che possono anche comportare vero e proprio dissesto idraulico, alluvioni, quindi danni a tutta la collettività. Abbiamo visto cosa è successo in altre regioni a fronte del crollo degli argini. Crea naturalmente danni a tutta l'attività agricola, danni molto ingenti. E poi la sanità pubblica, la circolazione stradale, incidenti sul lavoro, contrattori rovesciati a causa delle tane delle nutrie. La Regione fa da capofila e approva una convenzione sperimentale. Protagonista l'assessore Corazzari e i funzionari regionali della Direzione Agricoltura e Foreste. Da rivedere l'attuale piano di controllo della nutria. Questa nuova convenzione, che scadrà a fine 2025, dice che i consorzi di bonifica avranno competenza diretta sulla manutenzione degli argini e sulla sorveglianza di bacini idrici. Il tema nutria non è un tema che riguarda solo gli addetti ai lavori o che riguarda chi sta in campagna, ma riguarda tutti, anche chi abita nelle città, perché se non vi è un controllo, se non vi è una gestione oculata di questa specie, si ha una situazione di degrado, di abbandono che porta a dei rischi per tutta la collettività. Operativo è il servizio di polizia provinciale con il personale volontario, operatori che sono poco più di 300 e dall'inizio dell'anno sono state rimosse 1500 nutrie, prevalentemente attraverso la cattura con apposite gabbie. La convenzione prevede uno stanziamento della Regione di 500.000 euro suddivisa tra i consorzi di tutte le province del Veneto. Una cifra uguale sarà stanziata anche nel 2026 e 2027. Le 1500 nutrie rimosse finora sono molte, ma è un numero insufficiente rispetto alla velocità con cui questi animali si riproducono e si diffondono, 14 cuccioli di media per ogni femmina all'anno, in tutto il Veneto eccetto Belluno. Sindaco Pitton, immagino che lei conosca molto bene la tematica.
Guardi, io vivo su un paese che, pensi, forse neanche i miei cittadini non lo sanno, noi abbiamo più di 13 ponti, fiume Livenza, fiume Margheri, canale San Bellino, è ricco di fiumi e ricco di canali. E le nutrie, che ritorniamo al discorso di prima che diceva anche il nostro professore, sono animali importati da noi, magari anche per divertimento e hobby, che adesso stanno creando un problema importante. Sono graziosi, queste pantegane giganti, sono anche simpatiche, però, e sono anche buone, posso dire, perché poi se arriva l'essere umano scappano, però creano i danni perché fanno delle tane enormi lungo il corso di fiumi, penso al fiume Livenza, penso al Malgher, e quindi creando dei problemi idrologici, veramente problemi, essendo anche soggetti nei nostri territori veramente di criticità a livello acqua alta. Professor Pregliasco, le nutrie sono anche una questione sanitaria? Sì, possono determinare, ed è dimostrato, effetti di cosiddette zoonosi, la leptospirosi per esempio, che è trasmesso attraverso la loro urina contaminata, la toxoplasmosi, una patologia che anche qui da non sottovalutare, la salmonellosi in particolare, le salmonelle, molti batteri a trasmissione appunto poi con problemi fecorale, con rischi gastroenterici, e anche delle parassitosi intestinali come la giardiasi, quindi cose che non sono assolutamente piacevoli. E anche qui appunto è il degrado dell'ambiente e la disattenzione nella gestione, la facilitazione insomma nel garantire a loro un habitat funzionale a loro ma poco a noi. Allora, approfitto sempre della presenza del professor Pregliasco per tornare su un tema che ormai è diventato cronico, le aggressioni ai sanitari. Continuiamo a raccontarvi episodi, l'ultimo all'ospedale dei Gironcoli di Conegliano, con il direttore generale dell'ULSS 2 che annuncia l'arrivo di braccialetti d'emergenza, addirittura. Questo fa parte di una delle tante situazioni che purtroppo quotidianamente, dico quasi quotidianamente, i nostri operatori devono sopportare, aggressioni particolarmente verbali, che ovviamente li pongono nella condizione di stare attenti e di chiamare anche le forze dell'ordine. L'ennesima aggressione al personale sanitario è accaduta al De Gironcoli di Conegliano, dove è attivo il servizio di medicina di gruppo integrata. Un giovane con problemi di tossicodipendenza, ben noto in città, conosciuto dal SERD e dal Dipartimento di Salute Mentale, è entrato nel presidio ospedaliero chiedendo soldi e droga. Di fronte al rifiuto dei medici, l'uomo ha reagito minacciandoli e aggredendoli verbalmente. Rifiuta i servizi, rifiuta la possibilità di entrare in comunità, di essere preso in carico, e per cui ogni tanto va ai servizi, ma più che altro gira all'interno dell'area ospedaliera. Il personale sanitario a quel punto si è barricato all'interno dell'ospedale in attesa dell'arrivo della polizia. Purtroppo le dipendenze sono così, quando vanno in astinenza, vanno in escandescenza, dobbiamo fare in modo che i medici siano però più tutelati. Qui abbiamo vicino anche la stazione dei carabinieri, questa è una fortuna perché insomma si possono collegare velocemente, però parlerò anche con Benazzi, troveremo il modo per rendere più efficace questo servizio. E proprio il direttore generale dell'ULSS 2 annuncia, dopo che è stata scartata per ragioni di privacy la proposta di dotare medici e infermieri di bodycam, l'arrivo di braccialetti che serviranno al personale sanitario, in caso di pericolo, di allertare in tempo reale le forze dell'ordine o la vigilanza privata. Fa scattare un allarme alle forze dell'ordine, ma anche ai colleghi che magari sono in un altro ambulatorio, che possono arrivare a aiutare ovviamente la persona che è minacciata. Andremo a dotare prima di tutto i pronti soccorsi, il Dipartimento di Salute Mentale, e poi pian piano altre situazioni, il SERD, altre situazioni che possono essere considerate a rischio. Professor Pregliasco, lei ne sa qualcosa, in questi anni, in questi mesi spesso è stato al centro di ignominiose campagne.
però anche questo è un fenomeno. Siamo arrivati a questo, al braccialetto di emergenza per il personale sanitario. È una tristezza pensare appunto a chi ci soccorre, chi si occupa soprattutto del pronto soccorso. È un fenomeno che dopo il Covid, che ha creato più tensioni, problematiche, speranze o richieste, è davvero un elemento che dobbiamo considerare sia come prevenzione, come informazione, come rispetto alle modalità, e poi anche purtroppo a volte dal fatto che il pronto soccorso è l'unica risposta possibile, no? Rispetto a magari la consultazione col medico di famiglia. Tutto questo poi dipende dall'organizzazione del territorio. In Veneto questo come dire, è sicuramente meno presente che in altre lezioni, però persone appunto tossicodipendenti, fuori di testa e altro sono all'ordine del giorno. Io me ne occupo come servizio d'ambulanza, quindi noi siamo addirittura prima del pronto soccorso e con difficoltà nell'assistenza, necessità dell'intervento dei carabinieri sul posto. Proprio anche nel mio territorio del Milanese stiamo discutendo di un caso piuttosto impegnativo successo ieri, quindi è incredibilmente diffusa questa problematica. Di sicuro questi interventi sono utili, anche le bodycam in alcune ci sono alcune sperimentazioni proprio per poter registrare e anche in diretta poter avere la constatazione anche delle cose, perché alcune disposizioni di legge ci sono rispetto anche alla perseguibilità rispetto al passato più rapida e veloce di questi soggetti. Di sicuro questo non risolve il problema, ma credo che si debba lavorare su una formazione dei giovani, su un rapporto più stringente tra istituzioni e persone, ma ricordare proprio che le ambulanze, il pronto soccorso, i medici fanno, gli infermieri, che poi sono quelli veramente in prima linea, fanno il loro meglio per la nostra salute. Sindaco, volevo aggiungere? Sì, no, dico che su un paese civile situazioni del genere sono veramente tristi, non dovrebbero accadere, certezza di pena, qualcos'altro. Va benissimo l'idea del braccialetto, però io sarei per il taser, una bella scarichetta elettrica, lo mettiamo nel lettino, visto che siamo nel pronto soccorso, e poi i carabinieri vengono a accompagnarlo al loro posto, magari che rimanga. No, lo dico io, mi assumo responsabilità per perché... le maniere spicce. No, quando si può è il psicologo e vediamo, se no ragazzi qua le robe non vengono risolte. Una bella scarichetta elettrica, lo sediamo, è nel pronto soccorso, è il posto giusto, e poi le forze dell'ordine lo accompagnano al fresco. Immagino che il professore, insomma, da medico... Insomma, viene la voglia, questo lo comprendo. E senta, professore, ultimissima battuta sul Covid. A che punto siamo? Perché ne sentiamo un po' di tutti i colori. Ma sì, allora, purtroppo il Covid ce lo dobbiamo tenere e ce lo terremo per anni. Ha un livello molto minore di numero di casi e di numero di casi gravi, però purtroppo è diventato endemico, e quindi io credo che il messaggio anche adesso da far passare è ai soggetti più anziani, più fragili, quando sarà autunno, di andare a fare per loro, quindi sostanzialmente, un richiamo del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti-Covid. Ecco, questa è un po' la raccomandazione, perché questo virus rimarrà tra noi, non ha un andamento stagionale, ma vale la pena di anno in anno con la vaccinazione rinforzare le difese, perché il virus continua a modificarsi, e quindi anche chi si è ammalato rispetto ad altre patologie, lo abbiamo ben capito, si può riammalare dopo 6-8 mesi. Quindi un qualcosa con cui dovremo fare i conti, un po' come l'influenza stagionale. Ricordiamolo, insomma, l'ultima stagione non è stata per niente piacevole, quindi il vaccino raccomandato, quindi senza più quelle stringenze, a mio avviso a suo tempo necessarie, ma ora non più, diventa però un'opportunità di prevenzione di rischi che ci sono e ci saranno ancora. Grazie professor Pregliasco, noi ci aggiorniamo come sempre, grazie infinite, buon lavoro. Arrivederci a tutti. Sindaco, lei resta con me perché adesso apriamo un altro capitolo. Un mese fa circa era stato nostro ospite, avevamo raccontato le sue imprese, le sue prodezze, no, con l'idropulitrice, e insomma in un mese è capitato di tutto. Lei è diventata
una star su TikTok e sui principali social, una star da milioni di views, così si dice, ma di questo parleremo fra pochissimo. Un minuto di pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta, quasi addirittura d'arrivo, ma ci prendiamo un po' di tempo per parlare di questo fenomeno Pitton, perché è diventato un vero e proprio fenomeno Arnaldo Pitton, da quando ha imbracciato l'idropulitrice. Diciamo che Arnaldo Pitton è uno dei volti storici dell'amministrazione trevigiana, però a volte succedono delle cose, no? Per cui magari si diventa famosi anche sul suolo nazionale, e così è successo dopo che anche noi abbiamo raccontato con tanto di immagini il fatto che il sindaco ha pulito il municipio con l'idropulitrice, un fatto che ha creato una curiosità generale. Per lei è la normalità, per molti no. E poi di lì cos'è successo, sindaco? Beh, insomma, allora ripeto, intanto devo dire grazie a voi, perché poi sono state le vostre immagini di Rete Veneta, Antena 3, che hanno lanciato anche sui TG nazionali, e questo devo ringraziarmi di cuore. L'attività dell'idropulitrice, devo dire, l'ho sempre fatta, ribadisco, non è fattori pubblicitari. 2 anni fa ho pulito il monumento dei caduti, l'anno scorso ho pulito delle aree marciapiede vicino alla casa di riposo, e quest'anno anche le pentole alla sagra. Sì, vero? Mia moglie abbiamo fatto la carbonara per tutti gli amici tedeschi che sono venuti a trovarci a Meduna, e mia moglie mi ha fatto anche lavare le pentole, l'ho fatte volentieri, insomma, questo lavoro. Ma avviene spontaneo, perché per uno che è frequentato e frequenta le associazioni, la Proloco, le associazioni del paese, insomma, per me viene, dico, spontaneo, non è. E niente, poi questo segnale che comunque dobbiamo ribadire che i comuni piccoli hanno queste difficoltà, e anche i grandi a reperire e a trovare impiegati comunali, ormai una razza in via di estinzione, e c'è una burocrazia dietro queste assunzioni veramente terribili. Per lasciare libero il mio operatore, il mio tecnico, il mio stradino bravissimo, che doveva fare un altro intervento in cimitero, ho detto portami l'idropulitrice e mi lavo il piazzale del municipio, e ho fatto così, insomma. Un mio amico Briconcello mi ha filmato, è andato un po' nei social, articoli sul giornale, là si è aperto, ecco. Ed è diventata Pitton mania. Pitton mania, però guardi, l'importante è che lo dico sempre, lo dico tuttora anche ai ragazzi che mi seguono, che partecipano agli eventi, alle feste paesane, alle sagre, spero di dare e di aumentare un pochettino, dare quel segnale di senso civico e di cosa vuol dire far comunità, vuol dire anche rimboccarsi le maniche. Il video di lei con l'idropulitrice ormai ha superato abbondantemente il 1 milione di views. Tanto che è stato contattato, mi spieghi? Sì, il TikTok mi ha proprio scritto che dovevo monetizzare queste cose, non solo per questo video, mi sta scrivendo anche spesso. Le dico, sono un po' impacciato perché tante cose me le fa mia figlia, che è molto più pratica di me, tante cose me le sbriga anche mia figlia. Ho iniziato l'iter di capire, poi insomma ti davano delle indicazioni di IBAN, eccetera. Ho bloccato questa operazione e TikTok tuttora mi dice deve finire l'iter, però le dico non voglio farlo perché non voglio che passi il segnale che ho fatto queste cose per fini di soldi, perché non voglio neanche pensare a una cosa del genere. No, io quello che ho fatto l'ho fatto per senso civico, perché mi sentivo di farlo e non per monetizzare. E continuo a farlo, e l'ho sempre fatto, perché chi mi conosce va in Facebook, che sono i social dei vecchi, così dicono i miei ragazzi, e va indietro di 5, 6, 10, 15 anni, vede che Pitton è sempre stato nei social, segnala sempre le cose e fa. Chiaro che da sindaco segnalo qualcosa di più rispetto a un presidente della Proloco o un semplice cittadino. TikTok è stata la svolta. Sì, TikTok, e anche devo dire comunque anche negli altri social come Instagram e Facebook, comincio a avere tante anche richieste di amicizia che purtroppo non riesco a dare a tutti, insomma, ecco, mi dispiace. Insomma. Però lei dice, allora, non ne faccio chiaramente un'attività a scopo di lucro, ma se
questo può servire per lanciare un messaggio ai giovani, Sì. perché no? Sì, guardi, credo di averlo detto anche qua, lo ribadisco, alla giornata ecologica dove andavamo a raccogliere rifiuti, ho trovato questa borsa proprio vicino al centro del paese di un noto hamburger che fa questo, insomma un prodotto, una borsetta di rifiuti, l'ho presa, ho fatto questo video dicendo ragazzi non si fa così, vergognatevi eccetera. Pensate che il giorno dopo un ragazzo mi ha scritto in TikTok in privato dicendo sindaco sono stato io, chiedo scusa ho sbagliato. Quindi vuol dire anche educare, cioè approfittiamo di questi social, di questi media per cercare anche di educare, e questo mi fa veramente piacere. Ultimissima cosa, così diamo anche delle comunicazioni di servizio. Lei ha introdotto una modifica al regolamento per le attività commerciali. Sì. Lo voglio illustrare proprio, abbiamo 30 secondi. Sì, velocemente, in Consiglio Comunale mercoledì sera, oltre altre cose che abbiamo passato, uno dei regolamenti che è voluto modificare è qualsiasi attività commerciale, quindi un bar, quindi una pasticceria, quindi una gelateria, che propone qualcosa, un evento in piazza che porta quindi comunque turismo, porta visualizzazioni, porta benessere al paese e lo facciamo conoscere, sono esenti da tasse, non gli faccio pagare il plato attico, non c'è tutta la trafila di chiedere il patrocinio, passa in giunta e quant'altro, quindi abbiamo snellito la burocrazia, non gli cerchiamo di far pagare meno tasse possibili, perché comunque il commercio è un po' l'anima del paese e quello che servono nei paesi contro i grandi centri commerciali e gli outlet. Credo che sia una formula migliore per i nostri commercianti. Grazie Sindaco Pitton, noi ci aggiorniamo chiaramente. Quindi, insomma, grazie a voi dell'invito. Staremo a vedere le sue visualizzazioni. Grazie. E quindi la monitoriamo. Grazie Sindaco Arnaldo Pitton. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo, sto guardando, scusate se guardo altrove, ma non ho ulteriori aggiornamenti, ecco, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Chiaramente rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, torneremo anche sul dramma di Gemona, sulla mattanza di Alessandro Venier. La mamma è crollata, ha ammesso l'omicidio, ha ammesso appunto di aver ucciso il figlio, le modalità insomma sono note, sono agghiaccianti. Torniamo poi ovviamente anche sulla cronaca del territorio. Vi ricordo a Refrontolo questa rapina risalente a marzo, ci sono dei presunti responsabili, sono dei ragazzini, 2 diciottenni che avrebbero agito a mano armata, addirittura all'epoca dei fatti minorenni. Allora rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, alle 19 con Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Subito dopo la sigla e il meteo c'è la rubrica musicale e poi il film, un classicone, Il giorno della civetta, con Claudia Cardinale e Franco Nero. Sindaco, tanta roba, quindi non resta. Il brutto e buono Cappino, Sergio Leone, Ennio Morricone sono una meraviglia. L'Italia nel mondo. Torna a casa per sintonizzarsi su Antenna 3. Voi rimanete con noi e noi ci rivediamo alle 18:30. Grazie alla regia di Alberto Pivetta e Simone Merlo. Buon proseguimento.